Allora, ritorniamo, avevo tolto un po' la parola per la pubblicità al segretario Bisato, lei. No, ma io non posso fare altro che dar seguito anche alle cose che ha detto Venturini. Se l'approccio fosse questo, e fosse un approccio pragmatico, sistema paese e poi a filiera ognuno per la propria parte, l'avremmo in parte già risolto. Perché se avessimo detto tutti all'opinione pubblica che è un fenomeno epocale, per cui si stanno spostando 60 milioni, ma in Nigeria ci sono 600 milioni di persone. 600 milioni. Sono 200. Come? Sono 200 milioni. No, 200 più quelli dell'intorno della zona dovremmo arrivare non è che tutti vogliono venire no, qui. il preoccupante della Nigeria è che su 200 milioni di abitanti la metà hanno meno di 15 anni, quindi sono la tutti in crescita e tutti vorranno spostarsi. Esatto. Bene, io ho un dato diverso, andrò a verificarlo, ma al di là di quello, Europa, se avessimo avuto tutti la capacità di dire che è chiaro che noi, rappresentando il primo approdo, non possiamo essere solo noi a gestire il problema, ma tutti con un'unica voce e non a rincorrerci che il Trattato di Dublino l'ha approvato e allora potrei dire io che c'era il ministro Maroni che non ha fatto la modifica con Berlusconi, invece loro mi ribultavano addosso che non è stato Renzi ad andarlo a cambiare. È stato questo, siccome per l'opinione pubblica rendeva questo argomento e continua a rendere senza dare i numeri effettivi del fenomeno. Per il partito economicamente l'affare, allora guarda che non sono stata io avvocato, a riportare la dialettica mi sta bene, la dialettica mi sta bene. Se entriamo in questi argomenti qua un po' divento suscettibile. Quando sono andati in Europa a chiedere di farci sforare il deficit in cambio di prendere i migranti, l'ho detto leggete io. Meno fake news, leggete meno fake news e mandateli in pasto meno all'opinione pubblica. È una dichiarazione dei vostri rappresentanti, benissimo. Finita la pacchia di un po' di mesi fa con la barca la nave di Ciotti, abbiamo fatto stare dentro una nave dello Stato italiano rappresentanti nostri con le mamme e i bambini perché dovevamo dimostrare che eravamo il pugno duro e adesso abbiamo lasciato 49 persone con un bimbo appena nato per fare il duro. Siete andati in Europa per farvi dare più soldi in cambio di prendere i migranti. Posso completare il mio ragionamento? Bene, visto che devo completare il mio ragionamento, e a un certo punto l'unica cosa che non accetto è che si dica che il Partito Democratico ha fatto economia sui migranti. No, questo assolutamente no. Andate a leggervi anche tutto quello che è successo in provincia di Padova e poi metteteli in fila per dire se sono rappresentanti del Partito Democratico. Chi ha dato alle cooperative centinaia e centinaia di appalti truccati che sono risultati essere per la mafia più convenienti che non lo spaccio e il traffico di droga? Allora, io mi aspetto che un rappresentante pubblico in una trasmissione che va in etere e parla con le persone abbia l'onestà intellettuale di dire le cose come stanno. Vi è convenuto? Se lei mi lascia completare, altrimenti io mi alzo e me ne vado. Io mi alzo e me ne vado perché non ne posso più di essere preso a mira con questi ragionamenti che tanto qualche voto in più lo prendete lo stesso. Se qua si vuole ragionare, si ragiona. Altrimenti io lascio il palco, tanto siete a più del 30% su sta cosa che è un fenomeno che andrà avanti per la vita e vediamo se gli italiani poi nel frattempo sulla propria tasca hanno avuto qualcosa in più solo perché gli avete riempito la bocca e la pancia sugli immigrati e i migranti. Allora, due o tre precisazioni. Siccome ormai è invalso per l'opinione pubblica, anche per i mass media, anche per i giornali, di buttare addosso la croce a questi benedetti prefetti che erano 2 anni fa, perché io l'ho passata tutta la fase, l'ho passata tutta. Allora dovete mettervi nella testa di quelle persone che dalla sera alla mattina si trovavano con pullman pieni di persone che arrivavano ogni sera su Padova, dovevano trovare un posto dove farli mangiare e dormire, c'erano i comitati del no contro a tutto, dove mettevano questi pacchi, così li chiamo come li chiamavano loro. Dov'è che mettevano questi pacchi? E allora questi pacchi andavano nei 1800 posti indegni, non degni da persona umana di Cona, Conetta e Bagnoli. Hanno voluto pervicacemente arrivare lì, per poi fare anche quelli che hanno chiuso Bagnoli. Questa è la verità.
perché i miei 50 che erano diventati 80, a parte qualche finto comitato o qualche striscionetto, non hanno prodotto nulla. Non c'è il lager a Noventa, non c'è il Bronx intorno a dove vivono 80 persone. Se ne vivessero 1800 sarei il primo a portare la fascia in prefettura perché è ingestibile. E allora nel territorio padovano siamo in 800.000 e al massimo dell'arrivo c'erano 2,5 persone ogni 1000 abitanti. Chi è che se ne sarebbe accorto? Chi è che se ne sarebbe accorto se non avessero creato ad arte i comitati contro qualsiasi cosa? Questa cosa qua non rende politicamente. Io avrò perso altro 5% di consenso solo per dire sta cosa qua. Non me ne può fregare di meno, ma l'onestà fra 10-15 anni di chi storico leggerà il fenomeno metterà in fila tutto. Ci saranno i ladri delle cooperative, vanno buttati in galera e buttate via le chiavi, ma prendendoli a beneficio tutti, mettendo tutti dentro lì, si fa il male della nazione. Certo, è come quando si dice che tutti, noi tre, siccome facciamo politica tutti i politici sono ladri. Allora nel dire questo continuate così, distruggeremo la Repubblica, continuate così. No, volevo solo fare delle precisazioni. Le intercettazioni dell'altro giorno di cui sono comparse le trascrizioni sui giornali, in cui il prefetto e il viceprefetto X parlano e dicono abbiamo l'ordine di mettere X centinaia di profughi a Padova per fare dispetto a Bitonci, è una trascrizione? Cioè che ci sia stata un'utilizzazione dei profughi per dare fastidio a delle esponenti politici che non erano apprezzati dal governo di allora. E i 20 che ha mandato a Noventa, allora Salvini me ne ha mandati 20 perché... È un dato di fatto, non sto raccontando delle invenzioni mie. Però per non gestire queste persone, dato di fatto dei 20, dei 50, eccetera, per evitare questo, forse appunto a monte un provvedimento di questo tipo molto forte, qualcosa smuove. Qualcosa bisogna fare, perché altrimenti si andava avanti in una situazione non gestibile, perché effettivamente Bagnoli e Cona non erano concreti, gestibili. Pragmatici e non ideologici. Poi c'era da dire, sempre per ritornare a quell'epoca, c'erano dei modelli di accoglienza anche diversi da parte delle stesse cooperative. Premesso che adesso le cooperative sono seriamente in difficoltà, cioè noi adesso parliamo che nel Veneto, apro e chiudo parentesi velocemente, adesso nel Veneto noi avremo circa 1000 persone che non avranno più lavoro, italiani che lavorano nelle cooperative, perché adesso, venendo meno il business del riconoscimento economico che veniva dato per ogni migrante, le cooperative adesso sono in difficoltà, quindi parliamo di 1000 persone che all'interno delle cooperative non hanno più lavoro. Chiudiamo questa parentesi. C'erano dei modelli diversi però anche di accoglienza, mi ricordo bene. Allora c'erano ad esempio cooperative che comunque in qualche modo responsabilizzavano il migrante, sapevano gestire la situazione. Sì. Allora andava l'operatore, questi richiedenti asilo dovevano prepararsi da mangiare, dovevano pulirsi le stanze, quindi dovevano imparare anche a fare qualcosa. Nella migliore delle ipotesi facevano anche dei lavori di pubblica utilità, nella migliore delle ipotesi. Poi invece c'erano altri modelli di accoglienza, altre cooperative che davano le tesserine prepagate, quindi mettevano il richiedente asilo, l'immigrato, dentro un appartamento, mettevano 4-5 persone per appartamento, gli dava una schedina prepagata dove dentro quindi avevano i soldi per prendersi da mangiare, il cosiddetto pocket money, cioè quei soldi che davano quella mancetta quotidiana, e questi si gestivano i soldi. Penso che sia diseducativo al massimo, perché una persona che mi arriva in Italia, gli viene dato un bancomat, viene messo dentro un appartamento e non fa niente alla mattina alla sera e così per anni, voi capite bene che abituati magari a vivere in mezzo alle strade, in Africa, si trovano in una situazione del genere, questi chiamavano a casa e dicevano veramente il paese del Bengodi. Infatti da me si sono fatti lavori socialmente utili e c'è stato qualcuno che ha fatto con il manifesto contro, perché io volevo fare i lavori socialmente utili. Modelli, allora questi che sono stati applicati sono stati dei modelli sbagliati. Adesso è stato interessante nel direttivo che c'è stato di Anci Veneto, il rappresentante di Venezia, quindi del sindaco Brugnaro, che ha detto bisognerebbe anche ragionare in termini di lavoro. Allora, questa è una cosa interessante. Premesso che bisogna dare un chiaro messaggio che qui in Italia non possono essere aperte le porte e che arrivano tutti. Siamo d'accordo. Premesso che chiudere anche i porti va anche bene, perché chissà che il messaggio arrivi forte e chiaro.
Premesso anche che bisogna cercare di fare degli accordi perché restino il più possibile là, però quelli che abbiamo qua, la questione fondamentale è quella del lavoro. Allora, proprio questa mattina leggevo un articolo da parte del direttore di Veneto Lavoro, che è la società della Regione Veneto, che dice qui ci sono dei lavori... Dei ruoli che non vengono ricoperti. Che non vengono... Allora, l'africano che arriva qui in Italia può essere educato, può essere, perdonatemi se uso questo termine, civilizzato, nel senso che come si vive in Africa è diverso da come si vive in Europa. Allora il 30% di quegli africani che arrivano qua e che non hanno, cioè, devono essere educati, bisogna fare prima di tutto un'attività di dare una cultura, insegnargli le regole e insegnargli anche un lavoro. Poi loro il lavoro lo fanno, perché è anche vero che nella mentalità dell'africano non c'è la mobilità sociale. Allora, mentre magari da noi c'è sempre l'aspirazione a fare qualcosa di meglio, qualcosa di diverso. Ad esempio, l'africano se deve fare un lavoro, lo fa. Se è un lavoro pesante. Non è che dice, è un lavoro impesante perché devo venire qui in Italia a fare lavoro pesante, lo faccia l'italiano. No, lo fa. Però bisogna insegnarglielo. Bisogna insegnargli la cultura, le regole, come si vive in un determinato contesto sociale. Lo SPRAR serviva a quello. E allora, insegnando loro, li si può inserire nella società e farli lavorare. Perché dopo, obiettivamente, le persone, o tu gli insegni un lavoro, altrimenti tutte le protezioni del mondo ad un certo punto finiscono e queste persone sono al soldo, alla mercé della criminalità organizzata. Che è quello che si vuole perché evitare, altro non possono fare, perché devono comunque vivere. Le risorse economiche del nostro paese sono quelle che sono. Purtroppo abbiamo Infatti, per una percentuale di disoccupazione così elevata. A me dispiace, non è una questione di io propagandistica o lega o non lega, è una questione che è il cittadino che si rende conto che trova ingiusto che venga trovato. No, perché stiamo dicendo la stessa cosa. Io non sto dicendo che deve essere trovato lavoro, io non ho detto questo. Che deve essere formati. Io ho detto, deve essere limitato il fenomeno, devono rimanere là, l'Europa si deve impegnare, devono farci dei progetti, perché poi gli africani che arrivano qui e che sanno lavorare, è perché ci sono stati missionari là che gli hanno insegnato un lavoro, Per adesso l'opera meritoria dei missionari che sono là in Africa è fondamentale perché gli insegnano dei lavori, perché una percentuale che arriva qua, che è un minimo scolarizzata o che sa fare un lavoro, è perché lì c'è stato un lavoro. Quindi dico, sicuramente vanno tenuti là, ci deve essere l'Europa che si muove, fondi, tutto quello che vuoi, dopodiché la minima percentuale che è qua, dobbiamo ragionare in termini che questa gente bisogna educarla. E io ho un approccio di natura, come posso dire, pedagogica, educativa. È gente che deve essere educata, civilizzata, deve capire. Ma sono disponibili quali a sono questo? Tu devi essere disponibile. Sì, se no, ovviamente su questo è stata costruita una narrazione che per grossa parte non corrisponde alla realtà. Non corrisponde alla realtà, credetemi, andate a verificare nei posti in cui ci sono queste persone accolte. È colpa nostra se non abbiamo saputo insegnar loro un lavoro, perché loro chiedono con forza di imparare un lavoro. È chiaro che se li ammasso e non li divido, non otterrò mai quello. Questa io è una volevo solo questione dire una molto cosa. semplice. Mi sembra assolutamente ragionevole che quando bisogna razionalizzare le risorse, e il nostro paese è in una situazione di crisi economica da tanto tempo e lo sappiamo, si deve investire solo in quelli che poi o sono cittadini italiani o poi rimarranno nel nostro paese. Cioè io non posso investire in maniera indiscriminata su una persona richiedente asilo che poi comunque con il diniego dovrà tornare nel suo paese. Vuol dire che io sto sprecando delle risorse. Questa è la verità. Io le risorse le devo investire. Dopodiché, l'ha ricordato prima la collega, se tu hai diritto alla protezione internazionale, vieni inserito nel percorso di formazione, di inclusione, di inserimento sociale, perché diventi a tutti gli effetti un membro della nostra comunità. Cioè io non riesco a capire quale sia la cosa così trascendentale. No, è tutto estremamente chiaro. Ma infatti sto condividendo quello che si sta dicendo. Io non sto dicendo che il richiedente asilo, cioè chi arriva qua in Italia e presenta il permesso di soggiorno, automaticamente va incontro ad un percorso. Io sto dicendo per chi è già qua e ci sono delle, voglio dire, e deve essere in qualche modo inserito, dobbiamo valutare, cioè per chi non si riesce a rimpatriare, perché si pone il problema anche del rimpatrio. Per tutti gli altri, io per prima dico devono ritornare a casa loro.
Cioè, se uno non ha diritto di stare qua, ma perché deve stare qua? Mantenuto da chi? Però dopo si pone un problema, e perché abbiamo qua mantenerli è a questo punto anche oneroso. È diseducativo, con l'emergenza è vissuta dal governo Berlusconi-Maroni, Maroni ha correttamente sanato decine di migliaia di persone. Era completamente diverso. Era una parte del fenomeno, stava partendo il fenomeno. Si era circoscritto nelle aree del... No, erano solo dell'est. Non erano solo dell'est. No, dai, però oggettivamente erano diversi anni, ormai tanti anni fa. E c'era un fenomeno in cui c'erano le aziende che chiamavano. Ma anche adesso le aziende chiamano. Voi andate a girare nei territori contermini ai nostri, ci sono lavori che gli italiani non vogliono fare. Io non sono pregiudizialmente pro immigrato che deve trovare lavoro. Io dico pragmaticamente da amministratore, se avessimo la forza di essere tutti dalla stessa parte, al momento l'avremmo già risolto. Solo che non rende politicamente, di questo me ne rendo conto, lo so. Però sentendo diversi sindaci, anche in altre occasioni che ci sono state, molti dicono ci sono sindaci che sono in grado di gestire, altri che non sono in grado, e l'Italia è un paese bello grande, quindi anche in Veneto ci sono comuni più piccoli, comuni più grandi, alcuni più articolati, c'è un limite di capacità di gestione, altrimenti finisce in gestione di cooperative e fa la fine di Deve essere un criterio oggettivo, quello dei 2-3 per 1000 era un criterio oggettivo? Siamo in 11.000. Però Alessandro non poteva continuare questa ondata continua, questo flusso continuo di migranti, bisognava darci un taglio secco, non poteva arrivare migliaia e migliaia di persone, basta. Il ministro ha fermato il fenomeno. Dopo 5 anni. Come mai? Guardi, io potrei giudicare il ministro Alfano e magari potrebbe farlo anche il vice sindaco Venturini. Benissimo, uno dei peggiori ministri dell'interno è stato Angelino, uno dei peggiori, e come ANCI vi posso dire io sono andata ai tavoli, anche dall'altra parte c'erano i prefetti, a protestare per il tipo di gestione che c'era, perché non era possibile. Quindi vi dico, è stato il peggiore in assoluto. Mi hai liberato da un obbligo che non volevo buttare sul tavolo. Ma dobbiamo anche essere obiettivi di fronte alle persone. Io non ho mai preso le sue parti, assolutamente. Bisogna essere obiettivi. Era il governo con voi, non con noi. Dopodiché dobbiamo essere consapevoli che, ripeto, lì sono fermi perché ci sono degli accordi con la Libia, fanno questi campi di detenzione, sono tutti ammassati là, e dobbiamo essere consapevoli che questa è la logica per poterli fermare. E sono d'accordo con te quando dici che prima o poi partiranno. No, ma nel senso che ma non è tanto la logica mia, è la logica loro, cioè loro stanno là ad aspettare, aspettano che arrivi la prima occasione per partire. Ma se non fermano neanche gli americani con i droni, con tutta la strumentazione che hanno loro, tutta la flotta di gente che sta arrivando dall'America Latina, e adesso hanno il problema anche del muro. Voi capite che difficoltà abbiamo? È stata un'azione di forza, ci doveva essere, diciamo che un segnale è stato dato, importante, altrimenti, e l'Europa l'ha capito, perché attenzione, la cosa importante, l'Europa l'ha capito, ma di questo io ho avuto occasione anche durante le festività recenti di andare all'estero, di vedere in Spagna, ed è interessante vedere come dalla Spagna ci guardano diversamente, cioè come i notiziari riportano certe notizie, e parlando con gli spagnoli l'Italia ha tirato su, diciamo così, le spalle rette. Non è poca cosa dare un'immagine anche ai paesi europei di un paese un po' più forte, perché prima, se gli altri paesi ci consideravano la parte il ventre molle dell'Europa, non era una cosa tanto positiva. Non sono del tutto d'accordo. Adesso che do la parola, infatti, dopo questa provocazione, pubblicità, un secondo e poi torniamo insieme.